Il disturbo da gioco d'azzardo è una patologia, dicevo, abbastanza democratica da un certo punto di vista, per essere un po' paradossali, nel senso che si ammalano giovani, anziani, uomini, donne, ricchi e poveri, però effettivamente c'è un identikit. Mediamente si tratta di un uomo tra i 40 e i 60 anni, con un lavoro stabile, di solito dipendente, coniugato, che ha una formazione, diciamo, scolastica sulle scuole medie superiori. Questo l'identikit del giocatore patologico. Se ne è parlato a Padova nel corso della terza edizione dell'iniziativa Cambio Gioco voluto dall'USSI Euganea per contrastare e prevenire le dipendenze da gioco patologico. Nella provincia Euganea sono circa 8.000 le persone che hanno sviluppato questa malattia. In Veneto il giro d'affari è di circa 5 miliardi sotto la media nazionale, ma comunque in crescita. Fondamentale la prevenzione. Un incessante lavoro di rete, una rete trasversale fra istituzioni, quindi con la scuola, con i comuni, con gli enti locali, ma anche verticale, nel senso che la rete verticale è il servizio con la famiglia, con praticamente fino ad arrivare poi appunto alla persona. La sensibilizzazione appunto e quindi la prevenzione è la fase più importante. Dobbiamo stare attenti che la società, parlo proprio in senso generale, non si assuefi a tutti i segnali d'allarme. La dipendenza dal gioco d'azzardo si sta diffondendo molto anche tra giovani e giovanissimi e proprio lì va lo sforzo delle istituzioni per prevenire. Abbiamo dei picchi, i picchi gli anni scorsi dicevo erano soprattutto gli adulti anche con famiglia, un po' gli anziani ma soprattutto gli adulti. Purtroppo adesso stanno aumentando molto anche i giovani, tant'è vero che sui giovani a rischio, parlo appunto sempre di dati della provincia, ci attestiamo persone a rischio, non ad altissimo rischio, sono più o meno il 6%. Cosa significa questo? Che quell'1% di cui parlavo prima, quello 0,8, in realtà ha dei picchi significativi su cui appunto noi dobbiamo concentrare tutte le nostre forze proprio per cercare di prevenire e di curare.